Credo che la rete che la Regione Veneto ha creato a maglie strette, grazie anche all'aiuto dei comuni e della protezione civile regionale, si possa tranquillamente affrontare, ecco, anche questo periodo estremamente difficile, umanamente difficile, ma che comunque non ci creerà, spero, grossi problemi. I contagi sono in aumento anche nella Marca. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, resta però positivo. La primavera, dice, è alle porte e coincide, come già visto, con una remissione della circolazione del virus. Ammette però che si stanno registrando ancora positività tra i profughi in arrivo. Possiamo aspettarcelo, tenuto conto che l'Omicron 2 sta girando, ma soprattutto che arrivano da un paese dove la vaccinazione fatta è solo del 30-35%. Dei 26 hub annunciati dal presidente Luca Zaia in conferenza stampa oggi, 4 nella Marca sono già operativi per l'assistenza sanitaria. Qui Madonnina a Treviso, hub di Villorba, centri vaccinali di Asolo e Conegliano. Chi arriverà sarà tamponato e, se consentirà, anche vaccinato, oltre a ricevere una tessera sanitaria provvisoria valida 6 mesi. Possono chiamare, avere delle indicazioni e dire: io mi chiamo Francesco Benazzi, ho bisogno, sono arrivato oggi, ho bisogno della tessera STP, la tessera provvisoria. Può direttamente arrivare ai nostri centri, i nostri hub, quelli che abbiamo citato, e andare là a chiedere, ovviamente, farsi identificare, fare la tessera STP, fare la vaccinazione o quello che vuole. Contemporaneamente abbiamo aperto anche 3 punti ambulatoriali. Il coordinamento con i comuni servirà per intercettare chiunque arrivi anche autonomamente, per evitare che qualche positività scappi al monitoraggio. Questo sforzo mentre parallelamente i Covid hospital stanno lentamente tornando alla normalità. Con oggi si svuota la terapia intensiva Covid a Vittorio Veneto e lunedì torna ad essere operativo il pronto soccorso per la popolazione. Al settimo piano, come già sapete, abbiamo sostanzialmente attivato l'otorino. Al sesto piano andremo a ripristinare l'attività di chirurgia e di ortopedia e sempre al sesto piano, l'altra ala, faremo la week surgery e la day surgery. Al piano terra partirà ovviamente in pieno ritmo l'attività delle sale operatorie e nell'ala, dall'altra parte dove ci sono i poliambulatori, partiremo con le visite specialistiche in modo tale da abbattere le liste d'attesa.